Ho pensato di parlarvi, spero che vi piaccia, parlarvi un lampo, non avete sentito mai, nemmeno io. Sì, mi sentite? Cosa succede? Aumenta un po', forse? Adesso sì? Adesso sì? Dunque voi avete sentito parlare di Emmaus? Emmaus, che non si sa mai, nessuno l'ha trovato. Se no, se andate a questo libro Terra Santa, alla terra di Gesù, vedete che ci sono perlomeno 3 volte 3 luoghi diversi dove dicono qui e Emmaus. Ma vedete che un giorno, cercando il testo greco del Vecchio Testamento, che cosa vuol dire? Del Testamento è un unico Testamento, vecchio e nuovo, non è un unico Testamento. E di fatto abbiamo una versione greca fatta dai giudei, dagli Elei, che si chiama la versione del 70. Si trova anche in edizioni moderne, evidentemente in greco. E con gli anni mi ricordo un giorno che ci trovavamo, vediamo se, perché avevamo trovato la variante Ulammaus in codice adesso. E cercando nel testo del Genesi abbiamo visto che veramente ci sono alcuni manoscritti che hanno Ulammaus, cioè che non erano le lezioni di Venezia, erano. E abbiamo cominciato a pensare che cosa significa questo cambio così di nome. Risuona Emmaus, ma è diverso Ulammaus. Ulam potrebbe essere la traduzione di anticamente Emmaus, no? No? Ma, pardon. Sì, ma anche, no? Ah no, ma anticamente? No, ma luz, Ulam luz. Sì, ma c'è anche la parola anticamente, no? Això és Harishona, al final della frase. Adesso faccio comunque. Sia che esiste la biografia e si tratta della storia di Giacobbe, quando ha dovuto fuggire dall'ira del suo fratello che li ha preso l'eredità, e si trova nel momento della sua fuga, della sua fuga, si trova in un luogo dormendo su una pietra e in questo momento ha un'esperienza quello che chiamano la scala di Giacobbe, e gli angeli che salgono e scendono per questa scala. E lui cambia questo nome e lo chiama Betel, che sarebbe l'inizio del santuario di Betel. Questo lo potete trovare facilmente. Dunque qui, nel testo di Luca, troviamo precisamente questo nome. Vediamo cosa ne ha fatto Luca di questo stelle. Per quei passi si vede che il trasfondo ebreo è molto importante, che se non lo conosci non lo vedi. Dico ebreo anche se in questo caso è scritto in greco, perché è la versione greca del testo ebreo. Dice così, comincia così. Ed ecco 2 di loro, scusate, perché ho qui non mi ricordo, ho il testo doppio, a sinistra ho il codice Vesa e a destra ho il Vaticano. E io non so perché guardavo qui il Vaticano. No. Questo non va.
cambia l'ordine delle parole, e il cambio dell'ordine delle parole cambia completamente il senso della frase. Se erano due, dice il codice Vesa, che se ne andavano dal gruppo. Invece, secondo il testo del Vaticano, è due del gruppo che se ne andavano. Cioè, la forza di andarsene dal gruppo non c'è più. Vedete, con un cambio di ordine delle parole possiamo cambiare completamente il senso del testo. Dunque, qualcuno, che ha fatto lo scriva? Probabilmente ha messo numeri sulle parole. Dunque, ha messo un 1, un 2, 5, 3, 4. Dunque, ha cambiato tu. Quando fai la copia, metti il 3, 4 avanti e il 5 dopo. Cambia completamente il senso. E così via già si sappiamo cosa c'era nel testo base. Dunque, si sono andati dal gruppo. Vuol dire che qualche cosa è successo. Siamo dopo la morte di Gesù, l'hanno messo nella tomba e questo se ne va dal gruppo. In quello stesso giorno della morte, sepoltura, verso un villaggio distante 60 stadi di Gerusalemme, di nome Lammaus, e lo presenta con un nome reale, di nome Lammaus. Se lo guardiamo nel testo, Lammaus. Se guardo il testo del codice del Vaticano, dice Ho Orma e Maus. E questa costruzione non vuol dire, non è un nome reale, che lo chiamano, o si è chiamato, Emmaus, sarebbe un pseudonimo. Forse perché, come non si sa, hanno cambiato un Lammaus per Emmaus. E questi due che si sono andati al gruppo conversavano fra loro di tutto quello che è accaduto. Normale. E ebbene, che mentre loro conversavano e discutevano, si vede che quando sono due vuol dire che è un gruppo. Cioè, possono essere 3, 4, 5. Sempre il 2 marca un gruppo, una comunità. Gesù in persona si avvicinò e si mise a camminare con loro. I suoi occhi erano impediti in modo che non lo riconoscessero. Non lo conoscevano. Ed egli disse: quali sono questi discorsi che vi intercambiate tra voi mentre camminate depressi? Replicò uno di loro che aveva per nome, non dice di nome, sino che aveva per nome, come prima si potrebbe tradurre, che ha per nome ossia un nome che ritiene, che scrive che non è il nome vero, che aveva per nome Cleopatra. Invece, se leggo il Vaticano, dice, replicò uno di loro di nome Cleopatra, davano per buono il nome di Cleopatra. Non sappiamo più, di questo non sappiamo più chi è, ma è veramente il suo nome, secondo il Vaticano. Secondo il codice Vesa che avvisa che potrebbe essere, è un pseudonimo, potrebbe essere sotto un altro nome. Dunque, replicò uno di loro che aveva per nome Cleopatra, rivolgendosi a lui, a Gesù: solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che è accaduto in questi giorni? E gli domandò lui: che cosa? Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno,
che fu profeta, no, io sono sbagliato, il Nazareno, perché il Nazareno si trova nell'università. Questo l'ho preparato un po' in fretta, lo devo correggere adesso stesso. No, questi testi, semmai, si devono utilizzare. Cambia molto il senso del Nazareno, è negativo, il Nazareo è positivo. Gesù è il Nazareo, che fu profeta potente in parole e opere davanti a Dio e a tutto il popolo. Spiega come i sommi sacerdoti e i nostri dirigenti lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Tuttavia, noi speravamo che fosse colui che avrebbe liberato Israele. Speravamo, adesso non speriamo. Speravamo che fosse il libertatore di Israele, come tutti i paesi che sono hanno anche i libertatori, sono sempre i capi delle nazioni. Con tutto ciò, siamo già al terzo giorno con quello di oggi, da quando queste cose sono accadute. Non abbiamo più speranza. Più ancora, alcune donne si hanno sconvolte. Si sono recate al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto una visione di angeli, i quali affermano che egli vive. Sono andati alcuni di quelli che sono con noi al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'abbiamo visto. Adesso parlo in prima persona, invece il Codice Vaticano, ma lui non l'hanno visto. Sono presenti solo loro che sono andati al sepolcro, sono altri. Guardate di nuovo, no? Sono andati alcuni di quelli che sono con noi. Non l'hanno visto, sarebbe logico, ma dire non l'abbiamo visto vuol dire che quelli sono loro stessi che stanno lavorando. Questi cambi sono positivi. Egli però li rimproverò, stulti e lenti di cuore, forte, riguardo a tutto quello che hanno detto i profeti. Bisognava che patisse questa sofferenza il Messia per entrare nella sua gloria, che cominciava da Mosè e da tutti i profeti ad interpretare loro nelle scritture ciò che si riferiva. Cioè, è un insegnamento lungo, fatto a partire di Mosè, il libro dell'Esodo e dei profeti. Pertanto si avvicinavano al villaggio dove si indirizzava, si diceva, e gli fece finta di andare più lontano. Essi lo costrinsero, dicendo, resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. E avviene che quando si reclinò a tavola, prendendo un pane, recitò una benedizione e lo compartì. Nel prendere il pane dalle sue mani, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero nel prendere il pane. Ma egli sparì dalla loro vista. Essi si dissero l'uno all'altro, non stava il nostro cuore celato. Nel testo normale troverete ardente, qui dice celato, più celato, nascosto. Mentre lui si parlava nel cammino, dunque vuol dire che non aveva capito niente, c'è celato.
non stava il nostro cuore celato mentre lui si parlava nel cammino, quando si apriva le scritture. Infatti Gesù ha intentato aprire la scrittura, ma loro non hanno fatto niente. Vedete l'esistenza sempre di Luca a Teofilo, che la grande difficoltà che ha avuto i discepoli per capire qualsiasi cosa di Gesù. In questo caso sarebbe la risurrezione. Si alzarono rattristati. Invece nel testo diciamo ordinario, perché è praticamente diventato ordinario, invece di rattristato no, dice semplicemente si alzava. Rattristati vuol pieno di dolore, addolorati. Quindi vi farò vedere un modo di fare differenze che hanno questi autori, con parole che sono molto significative. In greco il verbo, l'aggettivo ripumeno, ripete il dolore. Ma se sei attento, troverai che all'inizio del libro, e pertanto lui, che è un giudeo che conosce molto bene queste tecniche, è apparso questa parola in un altro luogo. Io vado a cercarla. Si tratta della scena. Scena, sì. Che riguarda la stanza di Gesù nel Tempio, del giovane Gesù nel Tempio. Sì. Due, 41, 45. Andavano i suoi genitori, secondo l'abitudine, a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando lui arrivò all'età di 12 anni, una differenza tra Israele e bellissima, che era l'età precisamente quando un primogenito è affidato al Tempio. Non tutti i primogeniti, che è l'età matura, il giovane. Salirono i suoi genitori che l'avevano con loro. Cioè, lo ritengono. Questo nel testo normale non c'è. E hanno approfittato, secondo il costume, della festa degli asini. Una volta finiti i giorni degli asini, della festa, quando ritornavano loro, restò il pais, si potrebbe dire bambino, servente, Gesù, a Gerusalemme. Ma i suoi genitori non lo sapevano, no? Pensando che lui si trovava sino lì, sono coloro che fanno il cammino. Tornarono un giorno di cammino, fecero un giorno di cammino e lo cercavano fra i parenti e i conosciuti e non l'avendo trovato ritornarono a Gerusalemme cercandolo dappertutto. E ebbene 3 giorni dopo di nuovo 3 lo trovarono secondo il codice Vaticano seduto così, secondo il codice Vesa
seduto in una cattedra. Cambia dello stesso atto, seduto come in cattedra, come un professore, o seduto semplicemente come siete la maggioranza di voi, voi seduti qui. Nel Tempio, è una forza terribile questa espressione. Immaginate questo giovane, 12 anni, che il Tempio è la sua cattedra. Nel Tempio, in mezzo ai maestri, nel mezzo. E che lui li ascoltava e gli faceva delle domande. E c'è un intercambio tra questo giovane che è seduto in una cattedra nel mezzo di loro, del Tempio stesso, dal punto più centrale del Tempio seduto. E loro tutti sono fuori di sé. Si può dire che ti ha fatto un'impressione molto forte a misura che lo ascoltavo. E nel pensarsi sono molte cose che nell'altra madre non posso fare quelle per la saggezza e le risposte che lui dà. Nel vederlo, i suoi stanno stupefatti. E disse a lui la sua madre: figlio, perché hai agito così? Guarda, il tuo padre e io addolorati e rattristati. Nel testo normale avete soltanto addolorati. Il codice dice addolorati e rattristati, e di nuovo abbiamo la stessa espressione che troviamo qui. In questo modo sta facendo un parallelo tra i due testi. Questo è un modo di agire molto normale e che abbiamo imparato noi, che non si conosce. Soltanto lo conosce chi è già un po' familiarizzato con questi modi di agire. Questo si fa molte volte con riferenza al Pentateuco. E più di una volta, quando abbiamo trovato una espressione che ha forza interna, che molto si vede che ha peso, cercando la prima volta che questa espressione si trova nella Bibbia, trovi la risposta. Il modo di fare queste associazioni. Ti stavo cercando e mi dicono, noi addolorati e rattristati ti stavamo cercando. E gli disse a loro: perché mi ricercate? Non sapete che ho bisogno, questo dei greco, ho bisogno, tradotto in italiano, no? Il greco è un personale, si lascia vedere che quando si usa il progetto di Dio, il volere di Dio è questo. C'è bisogno che nelle cose del mio Padre io loro non capirono questa vita di Gesù che gli stava parlando. Scese con loro, in compagnia di loro, a Nazareth e restava sottomesso a loro. Vedete, questa è una specie di che ha messo Luca all'inizio e adesso qui sta facendo una differenza in una situazione. Certamente ci vuole un po' di immaginazione, che anche sembra che si può dopo contrastare con i testi, che credo che Luca ci sta dicendo molto di più che un bambino che si è perduto nel tempo. Ai 12 anni, l'età matura di un giovane, il primogenito di una famiglia, che resta nel Tempio
seduto in una casa, resta l'interesse di Gesù, come si dice, è andato a studiare la teologia. Dunque, ha una formazione teologica profonda dai maestri della legge. E lui Luca, perché questa scena è soltanto per Luca. E Luca che ha un interesse, guardate che chi può capire meglio questo è precisamente Teofilo, perché sa molto bene cosa succede nel Tempio. E come il ragazzo come Gesù saranno stati tanti a venire al Tempio per imparare a utilizzare la scrittura e interpretarla. Dunque, ritorniamo, si alzarono quelli che si sono allontanati dal gruppo, rattristati, e in quel preciso istante fecero ritorno a Gerusalemme. Anche Gerusalemme, vedete, sta due sedi. È un modo diverso di fare i rapporti, i riferimenti. Noi mettiamo una nota, 2 note, 3 note, e tu vai a cercare, o ti dicono confertare, non c'è la possibilità. Dunque sono interiori nello stesso racconto. E dicevano loro, trovarono riuniti gli 11, e ti sta dicendo che già il numero 12 è andato a finire, già non c'è più, 11 non significa niente, non è significa. Quando Gesù aveva 12 anni e quando è dato al Tempio. Questi qui sono gli 11. Un altro riferimento, qui il contrasto, trovarono gli 11 e gli altri che erano con loro, ce ne sono altri, forse c'erano i fratelli di Gesù, perché dopo nel secondo volume li troveremo. E gli dicevano, davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Fino a qui sembra che questo sarebbe l'annunzio che fanno gli 11 e gli altri. Trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro e gli dicevano. Guardo io il testo. Sono coloro che erano lì. Il verbo si deve mettere in accusativo, che è quello che fa il testo normale. Dunque dicevano sono loro. Ma se il verbo si trova in nominativo, vuol dire che sono loro stessi che li stanno parlando. Detto un cambio, legontas, legontes, una epsilon o un alfa. È molto facile di cambiare queste cose. Io dico perché così imparate un po' a vedere come si fanno i cambi nei testi antichi. Avranno messo un puntino sotto l'alfa che rimandava al gruppo, questo all'altro gruppo, e sopra avranno messo un epsilon. Viene dopo un nuovo scriba, vede questo e mette no, era dove c'era. Se leggo il testo dice, questo è sbagliato, ha messo un puntino sotto l'epsilon e sopra ha messo l'altro, come sta attualmente in questo ordinario. Dunque, se è così, questa espressione, davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone, sono loro stessi che stanno dicendo questo. Noi possiamo dedurre che Simone veramente è uno di loro e forse quello che chiamavano Cleopa. Perché ha messo questo falso nome, questo l'ha presentato come ripresa, è simplemente preso. L'unica cosa che possiamo dire di momento è che ha una assonanza con il nome ebreo
che fa Cleopatra. Non siamo sicuri. Ma qualcosa si sta dicendo. Perché di fatto, seguendo il testo del Vangelo di Celeste, sono loro stessi che stanno dicendo: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi stessi narravano ciò che è accaduto lungo il cammino e come si fece conoscere nella passione del Padre. Vedete qui le difficoltà che hanno questi testi antichi di interpretare e anche la scelta che si fa prima. Se io scelgo il Vaticano o il testo alessandrino, interpreterò in un modo. Se faccio la scelta del Codice Celeste, l'interpretazione cambia. Tanto nel testo del ritrovamento di Gesù nel Tempio come in questo testo. Qui interessante è che in questo testo è il rimprovero che Gesù gli fa, stupidi. Sono quasi chiusi. Io ho tradotto qui stolti e lenti di cuore. Sono chiusi su se stessi. Pertanto con questa gente non si può fare. Il grande problema non è il problema delle grandi moltitudini, dei grandi discorsi. Il grande problema è trovare gente che siano aperte a messaggi, che abbiano interesse. Se non hai interesse, se vai a sentire, ma senza ascoltare, va bene, però lo puoi apprendere anche per internet. Il primo volume di Luca finisce precisamente più avanti. Con l'apparizione di Gesù a tutti i gruppi di ricerca, perché questi sono incontrati, e finisce così, dice che Gesù li scacciò loro fuori in direzione dell'Italia. Scacciò. È un verbo forte, usato per scacciare il demone. E qui troviamo anche una risonanza molto bella con il Genesi, capitolo 15, quando il Signore scacciò fuori, esattamente la stessa espressione, scacciò Abramo e gli disse: guarda il cielo, eccetera, eccetera. Sicuro che c'è una risonanza in questo momento. E alzando le mani, gli benedisse. E avvenne che nel momento di benedirli, si separò di loro. Così. Invece il Codice Vaticano dice: prese distanza di loro e fu portato in cielo, più chiaro la sensazione, molto semplicemente si separò, più separarsi, sì, a vestire, non so se si allontanò, sì. E subito loro ritornarono a Gerusalemme. Così. Se l'ha scacciato fuori in direzione all'Italia, perché ritorna? Queste sono le ultime parole del primo volume. Non soltanto questo, sino che con grande gioia ritornano a Gerusalemme. E si trovavano dappertutto, sempre nel Tempio, lodando Dio. Siamo nel Tempio. Una permanenza nel Tempio, evidentemente di notte non
in genere simbolico, si capisce, no? Sono così identificati con Dio, che non hanno capito niente di quello che è successo, perché Gesù è morto nelle mani dei dirigenti del Tempio. Gesù li ha scacciato via. Con questo via, il codice Mesa rinforza l'idea di che non era necessario. Li scacciò via e li mandò la direzione verso Betania. Betania si trova all'altra parte del Valle del Cedrone, dove adesso andremo all'inizio del secondo volume. Questo è il fine del primo. Finisce così, e si trovavano sempre nel Tempio lodando Dio. Questo volume l'ha inviato Luca al suo amico, sta leggendo. Dopo un tempo, non so, sappiamo quando, li invia il secondo libro. Abbiamo cominciato a leggere oggi già questo. Nel primo libro, o Teofilo, ho trattato di tutte le cose che Gesù fece e insegnò dal principio, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, avendo dato istruzioni agli apostoli che gli aveva scelto dallo Spirito Santo e a cui aveva ordinato di predicare il Vangelo. Guardate che questo testo lo abbiamo. E qui adesso spiega, fu a loro che egli si presentò vivo dopo la sua passione, fornendo molte prove nel corso di un periodo di 40 giorni in cui apparve loro e parlò del regno di Dio. Se voi contate un po' le apparizioni che si trovano nel primo volume, vedete che dall'inizio del giorno fino alla fine, alla sera, è tutto un giorno, una giornata. Invece nel secondo volume sono 40 giorni. Il genere simbolico ti permette di identificare no, ma di relazionare 1 e 40. C'è una unità di tempo, ma lungo 40 giorni. E apparve durante questo tempo, apparve loro e parlò del regno di Dio. Cioè, è un insegnamento più approfondito sul regno di Dio che era necessario perché non avevano capito. Mentre condivideva un pasto con loro, ordinò loro di non lasciare Gerusalemme. Riscambia nome. Non lasciare Gerusalemme. Se avesse detto non lasciare Gerusalemme, sarebbe molto contenti perché era quello che sto. Gerusalemme è la città nel senso neutro. Ma al contrario, di aspettare la promessa del Padre che avete ascoltato, disse, dalla mia bocca, cioè che Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, la promessa. E lo riceverete fra non molti giorni. Mi hanno tradotto perché la traduzione non l'hanno fatta gli amici. Io devo rivedere questi testi in italiano. Mi hanno detto alla fine della Pentecoste, no, non dice questo. Lo riceverete fra non molti giorni, ma come massimo la festa di Pentecoste, ossia il termine che lui Gesù ha fissato per gli 11 è che il periodo di 40 giorni già è finito, si è andato in cielo. Prima di andarsi in cielo vi fa questa promessa e pertanto se fate i conti sono 8 giorni più tempo come massimo. Precisamente questo, quando arriva il giorno di Pentecoste, non è il giorno fissato, è l'ultima occasione
E per questo potete capire quale tensione ci sarebbe nel gruppo degli 11, rifatto con le lezioni di Mattia, che adesso si spiegherà, che la promessa non si spiega, non si realizza. E in quel momento incominceranno a dirsi gli uni agli altri, soprattutto perché guardate che continuo così. Così si ritrovavano insieme e domandavano insistentemente, dopo che ha fatto questo: Signore, è questo il tempo in cui restituirai al regno di Israele? Cosa devi restituire? E il 12. Nel testo ordinario è molto fatto, è molto chiaro. Si ritrovarono insieme e gli chiesero: Signore, è questo il tempo in cui tu restituirai il regno a Israele? No, hanno cambiato. Questi capi sono costanti. E pertanto abbiamo un testo bellissimo, un testo ordinario, un testo ufficiale, possiamo dire, che rispecchia, diciamo, le interpretazioni. Il testo che originalmente qui Gesù non gli lascia finire la frase. Sì. E questo è il tempo in cui restituirai al regno di Israele, volevano continuare dicendo il numero 12, e gli dissero: non spetta a voi conoscere i tempi perché il Padre ha riservato la sua vita. Dunque no, Gesù non pensa più in questo momento a restaurare Israele. Israele cristiani sarebbero il numero 12. Nel progetto iniziale di Gesù era chiaro: lui è il Messia di Israele e doveva riunire le 12 tribù, ma è stato un fallimento totale. Sicuramente ancora nella croce, con la visione che lui aveva della situazione, ancora aspettava che forse un giorno Giuda potrebbe anche pentirsi, ma dopo risuscitato ha trovato che non era stato così. Ossia che è una lezione che ha preso, diciamo così, perché io non posso relazionare tanto facilmente un risuscitato con il modo di ragionare nostro. Ma comunque, evidentemente, lui sa che sono 11 e che Giuda non c'è più. E pertanto il suo progetto è andato a finire totalmente. E adesso risposta di Gesù: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e sarete miei testimoni non solo in Gerusalemme, anche l'istituzione giudea, e tutta la Giudea e la Samaria, la parte più odiata dai giudei, dagli ebrei, ma anche ai confini della terra. Cioè, è una visione universale. In bocca di Gesù adesso il progetto si è aperto. Non potevano capire in questo momento. Massimo che possono capire che la terra è Israele, i confini della terra sarebbe Israele, o che possono capire che saranno tutti i giudei che sono dispersi nel mondo, ma capire un regno di Dio così aperto, se non l'abbiamo capito oggi, nel secolo XXI, come mai non solo? Ma comunque l'affermazione è una forma di dire che il regno di Dio è universale. Questo non era un progetto iniziale, o forse, perché Dio, forse sì che era il progetto iniziale di Dio, nella creazione, ma quando si è trovato che la risposta delle nazioni era negativa e Israele ha reagito positivamente, l'idea sarebbe bene, attraverso Israele dopo si potrà ricercare che tutte le nazioni vengano e accettano il regno di Dio universale. Ma adesso, come Gesù è fallito completamente, lui e il suo gruppo, il suo
sì, la comunità di 12, dunque adesso Gesù propone già direttamente che il regno universale fosse sicuro che non è l'idea originaria di Dio, che tutta la terra fosse anche altre terre. Non eravamo abituati a dire questo. Io comincio a pensarci, perché si parla molto, tanti forse milioni di pianeti, alcuni sono come il nostro, perché non ci possono essere altre civilizzazioni? Non abbiamo risposta perché la domanda non si è fatta. Ma è possibile. Sono sicuro, se ci sono civilizzazioni di gente, di persone che hanno libertà, che hanno scienza, sicuro che Dio anche li ha scelti. E pertanto non ci sono, non soltanto frontiere nella nostra terra, non ci sono frontiere in tutto l'universo. E di un modo o l'altro avrà agito, non sappiamo come, che gli avrà proposto anche a loro la possibilità di essere figli e figli di Dio. E questo è il progetto. Chi sono chi diventano figli e figli di Dio? Coloro che si aprono completamente al suo progetto e lo lasciano realizzare attraverso il suo modo di agire. È un progetto che sempre ti porta verso l'alto. Pertanto, quando troverete persone che fanno un servizio agli altri, già cominciano a essere, sono figli di Dio, tu vedi il modo di agire, che non si fermano su di se stessi, ma servono agli altri, e il servizio dunque sarebbe il punto che si distingue dei non c'è bisogno di essere un credente. Il credente può illuminare se stesso, ma molte volte senza dire la sua presenza. Abbiamo già nella storia della Chiesa qualche persone così che sono vissute senza fare nessuna, non so, non possiamo giudicare il nostro passato, perché era necessario tutto un modo di agire, di presentare, soprattutto dopo che questo è diventato a fallire così. Ma nel momento presente credo io che si apre molto questa pressione che ognuno prende coscienza che la sua presenza come credente o come credente, nel caso nostro che siamo credenti, è positiva, illumina agli altri, senza necessità di vedere dove arriva. E la sintonia dello Spirito. Io credo che questa è l'idea che gli ha dato a Gesù tanta forza, che lo ha fatto risuscitare tanto. Perché se potete piegare lo stesso vedendo quel disastro, invece su quella scena così bella, Luca è quello che chiamiamo del buon ladrone, il buon bandito. Noi siamo arrivati alla conclusione che i due banditi, i due ladroni, sono discepoli, che uno ha reagito positivamente, l'altro. E ci sono due, vuol dire che sono più di due. Cioè che abbiamo una scena durissima, ma che anche in questa scena tu sarai con me nel paradiso. Ma come può un uomo che sta crucifisso in quella sensazione? Perché vicino, non so se, perché non dobbiamo fare queste idee che erano proprio, ma sono molto vicini, sono i sacerdoti, sono lì e parlano in nome di Dio. E sicuramente la prima cosa che gli diranno che è un come si dice? Quelli che vediamo se non mi condannato, è più duro. Il reo. Maledetto quello che pende di un bambino.
del regno. Questa è la frase ovviamente che i rappresentanti di Dio, che sono i sommi sacerdoti, dicono. Lui sente questa cosa. Invece dice, oggi sarai con me nel paradiso. Guarda, un contrasto così forte, no? Comunque, questa è la forza dello Spirito che ha agito nella persona di Gesù e che l'ha fatto risuscitare dalla morte. E pertanto questa forza continua agendo nel nostro tempo sempre, e nella misura che trova persone che si aprono a queste cose, agisce di più. Allora non ci dobbiamo preoccupare del numero, non è una questione di numeri, di statistiche, è una questione di persone libere che lasciano che lo Spirito intervenga nella sua vita o che collaborano, è una collaborazione nostra con lo Spirito di Dio che agisce dentro di noi. Non è una questione dell'anima, l'anima immortale che abbiamo fatto. Guardate che qui, adesso io capisco qualche cosa, perché Luca non vuol sentire parlare di giudizio finale. Perché il giudizio finale, nel fondo, secondo Matteo, è un giudizio che i cattivi sono condannati. Dunque è durissimo. È chiaro, si suppone che tutti vivono, ma gli altri sono condannati per sempre. Cosa vuol dire questo? Dunque non vuole parlare di giudizio divino. Perché secondo la sua esperienza, coloro che appartengono al regno di Dio, che lo formano, sono coloro che hanno fatto l'esperienza. Si sono aperti alla presenza. Gli altri, quanti migliaia di persone sono, prima che fosse che venisse fuori l'uomo sapiens, erano uomini di buon livello, davvero. Siamo già così uomini noi, homo, e l'uomo sapiens ha dovuto mettere sapiens perché già non era proprio chiaro. Dunque io credo che sono cose che sono formulazioni che non ci aiutano a capire questa apertura totale di Dio che propone a tutti. Invece un'espressione che mi piace molto di Paolo, quando parla dello spirito che c'è nell'uomo, che sintonizza con lo Spirito Santo. Ma è dello stesso spirito, ma che Dio in ogni uomo ha lasciato come se fosse un terminale. Lo spirito. In ognuno di noi. Se si risveglia questo spirito, si sintonizza con lo Spirito Santo. Se non si risveglia, sparisce, perché non è stato usato. Semplicemente non è stato usato. Quante persone passano per la vita senza che nella sua vita abbiano fatto mai uso di questa possibilità? Nel momento che facciamo uso, che ci apriamo allo Spirito Divino, Lui può agire con il nostro spirito. C'è una sintonia, e in questa sintonia ognuno di noi realizza secondo le sue capacità e contribuisce alla realizzazione del regno. Bene, facciamo una pausa? Facciamo.